La scintilla forse è stato un lungo percorso, perché ho sempre pensato a questa cosa dell'identità, anche il fatto che adesso sono in Sardegna e questa identità sarda, per esempio, che cosa è? E ho voluto prendere l'esempio forse il più controverso, il più delicato, il più problematico, che sarebbe l'identità ebraica. Però è un esempio di tutto questo discorso intorno all'identità che è diventato il romanzo alla fine di un lungo percorso da uno che è stradicato, sono io. Mi ricordo una volta, anni fa, quando sono venuto in Sardegna con la mia figlia, il mio paradiso normalmente per fare la vela è la Scozia. Però quando la mia figlia ha scoperto, diciamo, l'acqua, il mare di Sardegna, mi ha detto: papà, non voglio navigare in Scozia, voglio navigare in Sardegna. Il piccolo problema è che non ci sono tanti ancoraggi. Lungo la costa c'è un pezzo molto lungo che è un po' difficile per navigare, perché non è come Scozia dove sono centinaia e migliaia di isole, o come la Svezia. E poi d'estate fa troppo caldo. Dunque sarebbe maggio-settembre per me, sarebbe bello navigare qui.